È un onore per me essere il rappresentante del Conegliano Rugby proprio nel 50esimo. Diciamo che sinceramente mi sento un po' fuori posto, nel senso che comunque il merito di tutto questo dipende dai predecessori, quindi da chi l'ha fondato come Francesco De Angelis e Luciano Daminato, a tutti i presidenti, i consiglieri, i dirigenti che sono venuti in questi anni. Quindi io sto solo raccogliendo il frutto del loro lavoro. C'è qualcuno in particolare che vorrebbe ringraziare per tutto quello che è stato fatto finora e quali sono i vostri progetti futuri? Guardi, cioè, ci sono tantissime persone da ringraziare, cioè, non c'è una persona in particolare, sono tutti quelli che sono venuti in campo, che hanno dato una mano anche un singolo giorno, una singola ora, tutti quanti sono da ringraziare. Abbiamo bisogno noi di volontari, abbiamo bisogno di persone che si dedicano al prossimo, alle società, ai bambini più che altro. L'augurio che vi fate per il futuro? Di continuare a crescere, di continuare ad avere sempre più bambini, perché il nostro obiettivo è quello di allargare il più possibile il mini rugby, perché è lì che si costruiscono nuovi ragazzi, nuovi adulti, nuove persone civili, insomma, ecco, con lo spirito sportivo.